Venezia. Era sull'autobus diretto a Favaro quando è stato colpito da un forte dolore al petto fino ad accasciarsi. Un infarto proprio mentre il mezzo stava per partire da Piazzale Roma. L'uomo è stato salvato grazie alla prontezza di riflessi di un autista 42enne di Chioggia, da anni volontario della Croce Rossa, che ha utilizzato il defibrillatore a disposizione. Poi il trasporto all'ospedale All'Angelo. Un cittadino senegalese di 44 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia all'ex ospedale al mare per essersi scagliato contro gli agenti, aizzando anche il suo cane. I poliziotti erano intervenuti con i vigili del fuoco per estinguere un principio di incendio divampato all'interno della struttura a causa di alcune sedie e tavoli date alle fiamme. Uno degli agenti è stato morso al polpaccio dal cane aizzato dall'immigrato in evidente stato di ubriachezza. Scontro tra un vaporetto e un mototopo nel canale della Giudecca. La piccola imbarcazione da trasporto è affondata. A bordo una persona ferita che è stata subito soccorsa dal personale del vaporetto e successivamente dal personale sanitario del 118, che poi l'ha trasportata in ospedale. I vigili del fuoco sono intervenuti con 2 autopompe lagunari, scortando il mezzo ACTV all'imbarcadero delle Zitelle, dove sono scesi circa 50 passeggeri a bordo del battello. Il mototopo è stato invece ormeggiato in sicurezza ad una bricola nei pressi della Salute.